Il gonfalone di San Marco torna a sventolare nel cuore dell'Asia centrale, in Turkmenistan, grazie al Consiglio regionale del Veneto e all'iniziativa culturale del Centro Studi e Ricerche Giancarlo Ligabue di Venezia. A settembre gli archeologi del Centro Ligabue avvieranno infatti una nuova campagna di scavi a Merv nel deserto di Karakum per recuperare l'antico monastero nestoriano di Karabakhoshuf, oasi di sosta per gli antichi mercanti veneziani che percorrevano la via della seta e luogo di incontro tra lontane civiltà dell'Oriente e dell'Occidente. Una via che è stata percorsa dai mercanti veneziani lungo i secoli di tutto il Medioevo. Quindi di grande importanza scientifica, culturale e politica, perché in quella regione abbiamo la necessità di rafforzare i legami tra Veneto, Venezia e quel paese, e legami che ancora a livello nazionale, istituzionale sono un po' deboli. Credo che in futuro quella parte dell'Asia sarà un'importante realtà in via di sviluppo, non solo da un punto di vista economico, ma penso anche democratico, e quindi essere lì per primi significa essere interlocutori privilegiati, e quindi dare anche la possibilità a questo territorio che sta soffrendo, quello veneto, un'opportunità commerciale di crescita e di sviluppo industriale che abbiamo particolarmente bisogno in questo periodo. L'interesse scientifico della missione è volto a verificare la presenza di tracce veneziane già intuita grazie agli scavi sinora condotti nelle oasi e nelle città dell'antica regione margiana, abitata nel corso dei secoli dagli imperi persiano, macedone, partico, romano, bizantino e poi divenuta terra di dominazione islamica. I prossimi interventi saranno quelli di pulizia e di saggi su una parte della muratura per testare la validità dei sistemi di restauro e di recupero. Cosa sperate di trovare? Beh, innanzitutto il cimitero dei Nestoriani, perché lì senz'altro, se sono passati i veneziani, lì c'è l'impronta.